Buongiorno amici di YouTube e bentornati in questo nuovissimo episodio della mia avventura kartistica nel campionato Policar Veneto. Finalmente, dopo più di un mese di pausa, test, parole, chiacchiere, si passa finalmente ai fatti. Sono per strada per andare verso Chioggia. Non nascondo che sì, ho fatto dei buoni test, conosco relativamente bene la pista perché ho visto che comunque i tempi sono abbastanza vicini e soprattutto girando in configurazione gara ho dimostrato di avere un bel passo. Ovviamente devo sperare che tutti gli altri abbiano lo stesso passo uguale al mio per potermela giocare alla fine, perché se siamo veramente nel numero che mi è stato detto venerdì scorso dal buon Nico Baldan, gestore della pista, saremo circa una trentina di piloti, tutte wild card, almeno quello diciamo. Spero che ci sia qualcuno che rimanga tale per il discorso campionato. Oggi sarà abbastanza tosta perché ci sono nomi che pesano per quanto riguarda la pista di Chioggia, uno su tutti Roby Loll, battuti 8, che praticamente sa vita, morte e miracoli di quella pista. Come ho detto, non nascondo che sono un po' preoccupato, ma sono confuso nei miei mezzi perché, come è già accaduto nella prima prova di campionato, di solito io tiro sempre fuori qualcosa in più in gara, cioè qualche decimino in più riesco a tirarlo fuori in gara che non fa in allenamento. Sono più, come ho detto già, un animale da gara, per cui non dilunghiamoci troppo in chiacchiere e tuffiamoci insieme nella prima sessione di qualifica. Adesso vedrò un attimino come verrà organizzata tutta la giornata, perché siamo effettivamente in 30. È diciamo abbastanza complicata come cosa. Io spero nella suddivisione in 3 gruppi da 10, se effettivamente siamo una trentina. Comunque ci vediamo dopo in pista per le qualifiche. A dopo.
Bene ragazzi, qualifiche finite, 36,2 come tempo, speriamo bene.